Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo arrivati a giovedì, siamo quasi verso il fine settimana e come ogni giovedì sapete la nostra consueta rubrica del Chiedimi pure. A giovedì a cura di Davide Morici, uno dei fondatori, dei manager di Io Compro Siciliano. A giovedì si parla di spettacolo, di turismo, di accoglienza, ma non solo. Oggi parleremo un po' di quelle che sono le grandi novità legate alla pubblicità, ma legate anche a questa notizia che ormai è diventata ufficiale, perché Io Compro Siciliano è entrato anche all'interno delle università italiane. All'interno dei corsi di studio come startup legata alla nuova comunicazione, per cui ne parleremo proprio questa mattina. E poi attraverso i nostri post di comunicazione oggi avremo con noi i grandiosi Matranga e Mina Fo, avremo Emanuele e Toni e ci racconteremo un po' il loro percorso artistico, le novità, il web, il teatro. Insomma, sarà una bellissima mattinata da trascorrere insieme. Come sempre, iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie, 260.751 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente e ormai siamo veramente molto felici, stiamo arrivando ai nostri quasi 8 mesi da quando la nostra identità, qualità e provenienza è stata portata alla luce in maniera più forte, in maniera più sentita. Io vi ricordo tra l'altro, questo è il weekend, il Black Friday, per cui abbiamo pensato anche noi attraverso il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com a poter far fare acquisti a tutti, scontando naturalmente tutti i prodotti che troverete all'interno. Sapete, sono oltre 50 aziende, oltre 2000 articoli. Sarà una Sicily Experience, un'esperienza siciliana per portare sulle vostre tavole non solo i prodotti, ma anche l'arte, l'artigianato, la ceramica. Insomma, entrate nel nostro portale, sarà un bellissimo vivere attraverso l'esperienza Sicilia. Noi ringraziamo come sempre in regia Paolo Gatto, ringraziamo la redazione Marzia Monreale, siamo pronti e quindi mandiamo la nostra sigla del Chiedimi pure. Al giovedì la rubrica del Chiedimi pure è a cura di Davide Morici. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno a tutti, benvenuta Katiuska, un attimo che mi sistemo meglio, ben ritrovata a distanza di una settimana, siamo qui presenti. Siamo nuovamente qui e siamo sempre più felici, siamo sempre più emozionati perché io partirei subito da questa notizia, l'ho già detta ieri e condivisa con il popolo di Io Compro Siciliano, perché dopo la Bocconi, dopo l'Università di Trento, perché sapete che Io Compro Siciliano in questo momento è fra uno dei due gruppi di lavoro e di studio all'Università di Trento, arriva anche all'Università di Messina. Davide Morici. Ebbene sì, in questo, diciamo che il giorno 1 dicembre, quindi martedì prossimo, alle 11:15, terremo una lezione per l'Università di Messina. Ci è appena arrivato anche diciamo, l'andamento e l'avanzamento della partecipazione, perché già 250 iscritti all'università parteciperanno a questa lezione. 8 corsi hanno aderito ed è una lezione proprio dedicata al fenomeno Io Compro Siciliano, al fenomeno, a quello che ha creato, a quello che sta portando, a quello che saranno gli sviluppi, quindi felici di condividere. Sarà un inizio perché, come hai detto tu, parlato di Bocconi, che abbiamo dovuto rinviare per forza maggiore perché era previsto nel mese di novembre un nostro intervento. L'Università di Trento ci ha chiamato e sta facendo ha creato queste due classi, due gruppi di lavoro, di cui uno è dedicato a noi e un altro è dedicato a un progetto sull'enogastronomia
delle Marche, e insomma veramente pensiamo e portiamo avanti quello che deve essere un'idea di sviluppo e non soltanto un'idea che rimanga social. Il social deve essere il tramite per creare sviluppo. E noi adesso vogliamo un po' arrivarci a quello che hai appena detto, Davide. Noi domenica scorsa, un po' per gioco, anche cogliendo l'occasione per regalare qualche cadeau ed esattamente la nostra mascherina con il nostro loghetto di Io Compro Siciliano, abbiamo giocato dicendo che cosa fosse legato al numero 8. Giorno 8, esattamente giorno 8 di aprile, è nato Io Compro Siciliano, e così come tu adesso stavi dicendo, è nato davvero come la volontà di voler portare positività, energia, cercando di come dire, non abbassarci, non fermarci, non demordere. E quindi è stata una ventata di energia, ma poi nel corso di questi 8 mesi ormai quasi è diventato ben altro, è diventata un'azienda, è diventata una grandissima impresa, con tanti gioielli. Io apro e chiudo la parentesi, tra l'altro sapete, è appena entrato in team Vincenzo Canzone. E proprio questa sera alle 21:30 abbiamo Sicily On Air, questo programma musicale che cercherà di contattare e portare con noi il mondo della musica, i siciliani nel mondo, con grandi personalità. Lo stesso stiamo facendo nel mondo artistico. Sapete, ormai nelle ultime 2 settimane ci siamo dedicati alle nostre grandi eccellenze artistiche. Oggi poi sarà una giornata un po' così, perché abbiamo dato spazio e loro ci hanno donato questa possibilità di poter essere con noi. Sono Matranga e Mina Fo, 2 grandiosi artisti, 2 eccellenze siciliane. Ma Davide, io vorrei fermarmi un attimino su un messaggio, il solito messaggio quotidiano che ormai da 8 mesi sia tu che Giuseppe Giorgiani ogni mattina postate sul gruppo. Un messaggio di buongiorno, un messaggio che porta sempre con sé tanto, io dico sempre, anche un po' di riflessione. Mi colpisce molto questo messaggio che questa mattina hai pubblicato e dice così: io credo che ogni diritto implichi una responsabilità, ogni opportunità un obbligo, ogni proprietà un compito. Parliamo di questo messaggio, la responsabilità. Assolutamente, io spesso utilizzo questo termine assolutamente, che è un po' a rafforzare quello che si dice, questo senso di responsabilità. Noi siamo partiti in un momento, come sappiamo, senza precedenti, in un momento in cui tutto era cristallizzato e quasi debole, no quasi, assolutamente debole nell'affrontare un fenomeno che sappiamo benissimo non avevamo mai vissuto e non avremmo mai potuto immaginare di vivere. Siamo partiti con quella forza e quella volontà di fare squadra, di dare forza alle imprese. E abbiamo cominciato a parlare di sviluppo, abbiamo fatto tanti passi, abbiamo utilizzato spesso le parole camminare velocemente e non correre, proprio perché ogni passo doveva essere calibrato, ogni passo deve essere calibrato affinché ci sia questa continuazione, questo sviluppo. Tante soddisfazioni, ok, il lato social ci ha dato soddisfazioni immense, sia nella visibilità. Sappiamo benissimo la stampa, dal più grande, da Uno Mattina all'ultimo blog a livello regionale, ha parlato di noi, continua a parlare di noi, Millionaire che ci ha dedicato un articolo, assolutamente tutti i fenomeni che sono partiti da una volontà a voler dare voce e a voler dare risalto a un progetto che è partito dal territorio. È come un giornalista di Milano Finanza con cui dialoghiamo negli ultimi tempi spesso, perché sta attenzionando molto il nostro progetto, lui ci dice sempre: la vostra forza sta nel fatto che il vostro è un progetto partito dal basso, cioè di solito i progetti partono dall'alto, si creano i presupposti, si fanno le giuste valutazioni su quello che devono essere gli investimenti, si cercano e si sposano i finanziatori,
e poi si distribuisce. Noi invece siamo partiti dal basso, ci siamo anche ritrovati dentro, ovviamente a seguito della nostra esperienza, dentro a questo fenomeno, quindi noi siamo partiti dal basso per poi cominciare a salire, ma la differenza sta, come dice anche questo giornalista, ci ripete spesso, è che ogni vostro passo è molto più forte di qualsiasi altro passo, perché è assolutamente voluto da quella volontà, da quella passione e da quel credo. Ma questo è tutto un fenomeno e si sa che alle parole devono seguire i fatti, e affinché si crei sviluppo, specialmente per la nostra terra, tutto quello che è parola, cioè ovvero tutto quello che è social, deve essere assolutamente trasformato in fatti. Fatti che comportano quello che appunto è inserito in quella frase che ho pubblicato oggi, ma che poi implicitamente sappiamo, cioè irresponsabilità. Noi ci abbiamo messo la faccia e ogni siciliano che crede a questo progetto deve metterci la faccia, ma la responsabilità, che la responsabilità non è soltanto nel credere, nel voler fare squadra, nell'essere bravi a creare team, ma è quello nel credere nel team, a prendersi le responsabilità, responsabilità etiche, responsabilità morali, responsabilità anche economiche. Questo significa metterci la faccia e questo lo abbiamo sempre più portato avanti con le nostre forze. Sapete benissimo che siamo venduti e che non è che fino ad oggi non facevamo tanto, ma oggi abbiamo cominciato già da 8 mesi, da quasi 8 mesi, a costruire un progetto e con una squadra veramente di valore, una squadra che sta dando tanto e che deve sempre più implementarsi affinché questo sviluppo avvenga, ma è importante che noi tutti, cioè noi tutti siciliani, facciamo qualcosa affinché, come diceva quella grande frase, che tutti gridiamo al cambiamento, però quasi a bassa voce poi diciamo affinché non cambi niente. Lo sappiamo che il Gattopardo ce l'ho insegnato e ancora oggi è veramente una frase che ci ritorna sempre, specialmente nella nostra terra, affinché noi vogliamo portare questo progetto, cioè quindi la Sicilia nel mondo, il mondo in Sicilia, ci vuole questo atto di responsabilità, che lo dobbiamo fare, avere tutti noi siciliani, lo abbiamo noi fondatori, che oggi mi piace sempre più dire non più fondatori e neanche ideatori, bensì imprenditori, perché quando un imprenditore, un uomo nella sua essenza mette assolutamente davanti quello che è l'impegno, crea fatti a seguito di parole, si prende la responsabilità si prende la responsabilità di una scelta poi, di una scelta. Quando tutto questo succede, noi di scelta ne abbiamo sempre parlato, tutto questo si trasforma in sviluppo. Proprio per questo crediamo che in questo senso di responsabilità deve essere presente. E poi le cose succedono, perché quando uno ci mette impegno, ci mette amore, ma ci mette faccia, intesa in quella faccia di responsabilità che comporta una serie di adempimenti, allora diventa veramente, si trasforma tutto in orgoglio e sviluppo. E se dobbiamo parlare di sviluppo, dobbiamo agire, fare delle scelte affinché questo sviluppo avvenga. E noi sin dall'inizio abbiamo parlato di progetto imprenditoriale e Io Compro Siciliano deve camminare come progetto imprenditoriale. Davide, grazie per questo bellissimo intervento. Ho voluto iniziare da questa frase perché ormai giorno dopo giorno le responsabilità sono sempre più importanti e quindi secondo me era anche un po' doveroso. Devo dire proprio per questo ormai si parla di impresa, si parla d'azienda, abbiamo anche tutta una sezione nuova che è tutta quella che riguarda la promozione, la pubblicità, perché il nostro scopo diventa sempre quello di promuovere le nostre aziende, il nostro territorio, la nostra Sicilia. Continueremo a viaggiare nella nostra meravigliosa terra e quindi facciamo promozione e partiamo come sempre da noi. Proprio per questo vi diciamo Io Compro Siciliano diventa anche promozione delle vostre aziende, quindi contattateci, sarà semplice farlo. Noi siamo pronti in questa giornata. Oggi è giovedì 26 di novembre, sappiamo che abbiamo con noi degli ospiti speciali, anzi direi specialissimi. Signori e signori, abbiamo con noi i grandiosi Matranga e Minafo. Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi. Ciao Tony, ciao Emanuele.
Ciao, ciao Davide. Eccoli qua, benvenuti e bentrovati. Grazie. Ciao ragazzi. Siamo veramente tanto felici, orgogliosi. Davide, mi sembra che stavi già dicendo qualcosa. Sì, stavo dicendo, è un onore, è un piacere avere altri due imprenditori che dell'arte dello spettacolo sono riusciti a costruire un'identità che significa sviluppo. Loro sanno cosa cosa significano i social, sono riusciti a creare veramente una grande squadra, un grande team, ed è un onore veramente averli oggi ospite a Io Compro Siciliano. Sicuramente vi anticipo che vi lascerò con la bellissima Katiuska a condividere questo momento. Io vi ringrazio. Allora vai Davide, vi ringrazio. Ciao. Vi ringrazio. Ciao. Ciao Davide. Wow, e sono rimasta con Tony ed Emanuele. Allora, non sapete quale emozione, quale orgoglio per noi avervi, perché abbiamo veramente aperto questa grande finestra sul popolo di Io Compro Siciliano parlando di grandi artisti. Voi lo siete, voi ci rappresentate. Non sapete quale piacere, un po' quello che diceva adesso Davide, voi siete artisti ma siete anche imprenditori, avete creato tanto, continuate a creare, scrivete, cercate di coinvolgere tanti artisti giovani, chi si approccia adesso al mondo dello spettacolo, insomma avete fatto e continuate a fare. Mi piacerebbe con voi adesso fare un po' un discorso generale partendo dall'inizio, ma innanzitutto Emanuele e Tony. Sì. Emanuele, tu mi sembri la parte, nonostante poi forse sembri un po' più, rispetto a Tony, un po' più, come dire, sopra le righe. Devo dirti che invece mi sembra che Emanuele sia la parte posata e Tony la parte un po' più, come dire, un po' più... esplosiva. No, allora, nella vita è un po' più... Sì, è un po' più così. Cioè, io sono un pochettino più, magari più calmo e lui è molto più attivo. Molto più attivo. Grazie. Allora, cominciamo ora non si può dire perché lo vedo che non è attivissimo, però... Ma io sono appena tornato da un allenamento, quindi insomma è che mi sono messo in un posto dove prende perché la mia connessione fa un po' schifo. Ecco, allora Emanuele e Tony, Matranga e Minafò. Partiamo un po' dall'inizio. Voi avete fatto tantissima TV, tantissimo teatro, web, veramente c'è un po' di tutto. Partiamo io ricordo un po' quello che era un po' una parodia, no? Fatta a Striscia, che poi era Scricchia la notizia, stiamo parlando veramente di tanto tempo fa, poi c'era Preview, poi c'era la Repubblica.it. Partiamo da lì. Come nasce tutto? Come ogni artista, con la voglia insomma di voler raccontare qualcosa, di volerlo raccontare a modo tuo, e tu inizialmente cominci a fare tutto quello che ti capita perché hai tanta voglia di fare tutto. Poi col tempo, diciamo, trovi uno stile di racconto, uno stile di produzione e quindi diventa il tuo. Il tuo stile, il tuo modo di interpretare. Io vado sempre avanti con la frase che mi diceva mio nonno: Virennu facennu. Virennu facennu. Allora, noi poi, si inizia un po', diciamo così, voi tante esperienze, Emanuele e Tony si conoscono da tantissimo tempo, cominciano un po', come adesso stava dicendo Tony, e si fa un po' di tutto anche per cercare un po' il proprio stile, la propria dimensione. E arriviamo un po' al mondo televisivo, arriviamo al grande pubblico. C'è una capacità, Tony e Emanuele, di doversi sempre reinventare, di inventare personaggi nuovi, di inventare nuova comicità, di inventare, sperimentare, non ci si ferma mai, insomma. La comicità è una questione anche sociale e di vita e dei tempi, quindi la torta in faccia non fa più ridere. È assodato che è comunque una cosa che fa ridere, ma non fa più ridere come allora. Quindi è normale che ti devi aggiornare perché devi andare al passo. Il comico sbeffeggia la vita, la prende
a ridere insieme agli altri. Quindi questa è, diciamo, la base del cambiamento continuo. E poi anche le crescite personali, perché poi vuoi qualcos'altro rispetto a quello che hai fatto prima per fare altri passi, per fare cose più importanti. Diciamo che ci sono tanti personaggi che sono veramente incredibili, no? E quindi entriamo poi in quelli che sono i tanti anni di Made in Sud. C'è il boss e la bestia, padre e figlio, il manager e Mimmo, ci sono i due cugini a Palermo, che poi, a proposito di questo, poi insomma c'è stata questa anche parodia musicale che è diventato un po' il tormentone. Io non vi dico, insomma, le risate ad oggi quando lo vedo, insomma, c'è sempre tanto da ridere. La musica è entrata quindi un po' nelle vostre corde, è entrata nella vostra comicità. Sì, la musica è pensiamo il mezzo più veloce per arrivare a tutti. Poi, come dicevo poc'anzi, ognuno di noi trova uno stile. Noi raccontiamo la comicità attraverso personaggi, attraverso la musica, siamo un po' poliedrici da questo punto di vista, quindi non abbiamo un personaggio solo con cui parliamo, abbiamo sempre utilizzato parrucche, abbiamo sempre utilizzato vari mezzi di comunicazione, cioè metodi di comunicazione comici. La musica ci è riuscita bene negli anni, dalle parodie al biscottino, che poi è diventato un brano, insomma. Cosa dicevi? Scusa, cosa dicevi adesso, Tony? Cosa dicevi adesso, per esempio? Dicevo che... Aspetta, ti fermo un attimo, perché non so se magari il mio regista è lì pronto, ma abbiamo qualcosa in merito? Paolo? Vediamo se Paolo è in regia. Stasera si schiaccia si inforna il polpettone, si fionda l'anaconda, si spettina l'anguilla, si conficca l'ombrellone, si frigge il cetriolo, si schiaccia. Grazie a tutti! E guardate che cosa abbiamo fatto vedere al popolo di Io Compro Siciliano. Riuscite a conquistare veramente tutti. Ma la cosa bella, anzi io ne approfitto anche per fare dei saluti, volevo salutare Chiara Lo Cicero. Ciao Chiara, grazie per questa bella mattinata che ci avete donato. Ma vorrei parlare anche di un altro aspetto, Tony Emanuele. Voi credete moltissimo, ed ecco poi che diventate direttori artistici di una squadra, anzi direi di uno squadrone, e da qui poi nasce Sicilia Cabaret. Raccontiamo. Sicilia Cabaret è un progetto come Io Compro Siciliano, cioè alla fine il progetto puntava a comprare comici siciliani, nel senso lato della cosa, nel senso aprire una finestra sulla Sicilia. Quando Tony mi disse perché non facciamo questa cosa, dissi ma sei sicuro, aprire una cosa del genere ci leva magari tempo a noi per lavorare? Così mi diceva no, stai tranquillo, questa è una cosa buona. Io non ero così entusiasta della cosa. Poi però lui, perché lui è un bravo imprenditore, ha messo dei tasselli ed è riuscito a convincere innanzitutto me e poi una serie di persone. Poi da lì in poi questa scintilla che è nata, questo Big Bang, si è allargato ed ci ha regalato degli anni meravigliosi con dei bravissimi ragazzi, dei bravissimi comici e con tanta gente che oggi riesce anche a sbarcare il lunario rispetto a prima, che era una cosa veramente difficile per loro.
Tra l'altro c'è veramente una grande, andando poi su Antenna Sicilia, una delle emittenti più importanti, regionali, per cui riusciamo veramente a coprire tutti e questo diventa, come dici tu adesso, anche la possibilità per giovani artisti di affacciarsi in una vetrina un po' più grande. Ma torniamo a Tony, ci sta facendo fare questa visita itinerante di casa sua. Abbiamo visitato. No, sto cercando di trovare un posto dove prendere il perché la telefono. verità, siccome lui è andato a fare sport questa mattina, dice siccome io non riesco a fermarmi perché sono uno sportivo, se non canto giro casa, No. quindi lui ci sta facendo, giusto Tony? StreamYard non funziona tanto bene a casa mia. Senti, sai che facciamo, Tony? Emanuele, ci leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici? Dai, ci piace. Metto gli occhiali perché siccome che sono ciecata. Allora, abbiamo Salvo Buccheri dalla Francia, lui è un siciliano, ci segue tutti i giorni dalla Francia, dice buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti. Ciao Salvo, grazie per essere in collegamento con noi. Abbiamo John Blandi, lui ci segue da New York. Buongiorno e felice giovedì Katiuska, oggi festa del ringraziamento, un saluto a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e ai tuoi ospiti e al loro arrivo, quindi saluti a voi da New York. Abbiamo Salvo che dice ciao ragazzi, orgoglio siciliano, bravi. Grazie. E quindi come vedete c'è veramente anche il saluto da parte dei siciliani che vivono fuori. C'è Vincenzo Spinelli, buongiorno a tutti. Vincenzo è un bravissimo artista, un bravissimo pittore. C'è il nostro amico il Faraone Palermo che ci scrive buongiorno carissima amica Katiuskuzza, buongiorno a te caro, a Tony ed Emanuele altrettanto. Mi ricordo di Emanuele quando si trovava a Palermo e voleva dire qualcosa in palermitano con l'aiuto di Tony che pensava subito ora siete magici, un abbraccio a voi. Il pensiero mi riferisce a un video sui terroni che facevamo. C'è Salvatore Musso, chef, che ci saluta da New York. Ciao Salvatore, grazie per essere con noi. Ma arriviamo adesso, siamo ormai quasi verso la chiusura di questa veloce mattinata, arriviamo un attimino a parlare di web. Il mondo del web si arriva subito, si arriva in maniera capillare, si riesce ad abbracciare un po' un pubblico anche eterogeneo, sia come età che come fascia sociale, che come anche un po' secondo me nei gusti, no? Si riesce ad arrivare in maniera più immediata. Il mondo del web, parliamone un po'. Vai, vuoi andare tu? Vai tu, vai. Vabbè. Il mondo del web hai detto tutto, nel senso che la cosa bella è che ognuno può decidere cosa vedere, cosa non vedere, poi insomma ci sono sempre i leoni da tastiera, che quelli mi fanno ridere di più perché stanno lì a denigrare quando potrebbero tranquillamente saltare il link e passare all'altro, quindi quelli sono quelli che assolutamente fanno più ridere, stanno lì e cercano anche loro un momento di celebrità, che molto spesso il miglior modo è quello di non cagarli di non cagarli e finisce la loro magia e finisce la loro felicità. Internet, finché resta libero, è il mezzo di comunicazione più vero che abbiamo, dove, ripeto, ognuno può decidere se vedere, non vedere, può mettere il suo commento costruttivo o non costruttivo, può fare later e non farlo. È stupendo, mentre la televisione la subiamo al contrario dei canali tematici che oggi sono molto più visti. La televisione di una volta la decideva, la cultura di una volta la decidevano una nicchia di persone che stavano ai piani alti dei mezzi di comunicazione. Oggi possiamo fare tutti comunicazione e quindi non c'è niente di più bello, di più libero, di più democratico. È vero. Emanuele Toni, ultima domanda. Siamo pronti per ripartire? Siamo pronti? Siamo preparati? Abbiamo la carica? Noi siamo leoni in gabbia, in gabbia. Guarda come faccio io sto così, proprio ci sto piace, così. Ci piace. Noi non ci ce la facciamo più, naturalmente. Quindi abbiamo tutto pronto per la ripartenza. Era già in lavoro la commedia che volevamo portare a Natale, ma insomma sarà un po' rinviata. La nostra commedia personale, poi
Sicilia Cabaret, diciamo, con in cantiere una miriade di novità, anche perché è l'anno dopo il film, quindi insomma la gente si aspetta di vedere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, e noi siamo pronti. E che altro? Made in Sud a marzo, con parte dei nostri ragazzi, sketch nuovi, insomma, in cantiere. E giustamente Emanuele Basta. fa ciac, e vai e si gira. È un progetto di cui per la prima volta non voglio parlare io personalmente. No, perché lui, allora, il contrario di me. Allora, lui nel tempo è sempre stato una persona che allora stiamo facendo questo. Non lo dire che magari poi non lo so. Allora magari... è stato bravo, Emanuele è stato bravo a non parlarne, hai visto? È stato bravo, si è Tu hai dato la lezione. il là, però lui non ha parlato. Allora io a questo punto ne approfitto, salutandovi, vi dico, quando sarete pronti, sì, a questo punto io vi riaspetto e magari diamo la notizia insieme. Assolutamente sì. Volentieri. Vuol dire che saremo liberi, perché vuol dire che saremo realmente assolutamente liberi. dobbiamo ripartire, come dicevate, siamo dei leoni pronti ad affrontare, andare subito in campo, ci manca il palcoscenico e ritorneremo prestissimo. Io volevo ringraziare due grandi artisti, due grandi eccellenze siciliane, oggi ci hanno donato questo spazio, quindi grazie a Emanuele Minafò e grazie a Tony Matranga per questo bellissimo regalo che ci hanno voluto donare. Io vi do appuntamento a questo pomeriggio alle 18 perché parleremo di Opera dei Pupi. Avremo ospite Nicola Argento. La famiglia Argento è una delle più rappresentative in Sicilia per quello che riguarda la storia e la tradizione legata all'Opera dei Pupi. Ed ancora questa sera alle 21:30 abbiamo Vincenzo Canzone con Sicily on Air, tanta bella musica dal mondo. A questo punto io devo salutarvi. Per salutarvi dobbiamo fare il nostro rito magico. Emanuele, Tony, potreste avvicinarvi un pochettino alla camera, un po' più vicino? Sì. Ma con Minafò io non oserei così. Se non vomitate io mi avvicino. No, ci piacete, quindi ci piacete. Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace. Grandi, ciao a tutti i siciliani nel mondo. Ciao. Sigla.